Coach Podocchi, è arrivata la prima sconfitta e ancora una volta il campo di Tarvisio si dimostra complicato per noi. Che partita è stata? Ci aspettavamo una partita dura, sappiamo che questo è un campo con una squadra ben allenata e che gioca con tanta intensità. Purtroppo nel primo tempo abbiamo commesso qualche errore di troppo e li abbiamo fatti un po' scappare via nel punteggio, ma io sono veramente molto orgoglioso della reazione dei ragazzi nel secondo tempo. Abbiamo avuto le possibilità di vincere la partita, quindi un plauso sicuramente al Tarvisio per come ha interpretato la gara, ma devo dire che sono molto orgoglioso della nostra prestazione soprattutto nel secondo tempo. Il Verona quest'anno ci ha abituato a non primi tempi che possono aver mostrato le difficoltà, ma dei grandi secondi tempi in cui siamo rimasti nella gara e l'abbiamo portata a casa. Questa volta ci siamo quasi riusciti e che cosa ci dice sulla squadra questo trend? Ma io credo che l'avevamo anche preparata così, per avere un gruppo di ragazzi che entravano nel secondo tempo che potessero dare un grosso impatto, quindi la gara è stata più o meno come l'avevamo preparata e il problema forse è stato il gap che si è creato nel primo tempo, che è stato maggiore rispetto a quello che pensavamo, e da questo punto di vista penso che ci sia soltanto da continuare a lavorare, ma l'approccio è quello corretto. Ora manca l'ultimo degli incontri di questo ciclo che è stato un tour de force per i ragazzi. Come arriviamo a Petrarca? Come possiamo sfruttare la lezione di questa prima sconfitta per affrontare la prossima partita? Affronteremo un'altra partita molto complicata, purtroppo senza credo almeno 3 giocatori di quelli che c'erano oggi. La situazione a livello di squadra è molto complessa, facciamo un po' fatica, però abbiamo tutta la settimana per preparare la strategia migliore da portare domenica, cercando di essere un pochino più vicini nel punteggio, magari un pochino più efficaci nel primo tempo per non dover così soffrire così tanto nel secondo, ma semplicemente creare un gap ancora maggiore. Grazie coach. Grazie.